Buonasera a tutti, faccio un saluto a tutti quanti. Io sono Hildegarda, vi aspetto ovviamente qui collegati. Ehm, Questa sera nella live ehm, parla di Sibille. Scusate, vediamo di non tagliare la testa. Ecco, anche se tanto comunque poi guarderemo sul tavolo. Prima di iniziare con le Sibille, intanto vi saluto tutti, se scriverete mano a mano salutandovi, ricambierò i saluti, così anche per sapere con chi sto interagendo, che mi fa sempre piacere. Prima di cominciare, appunto, volevo ringraziarvi intanto, Stefi, Tonia, bene, ciao, ciao ragazze. Atanor Orzoway, ciao anche a te. Allora, questa sera sarà una serata dedicata alle Sibille, Tiziana, Manuela, Ivana, ciao, benvenute. Prima di cominciare, anche se comunque ovviamente mi dedicherò alla lettura proprio perché così provo a dare un responso a tutti. Questa sera userò una modalità diversa rispetto a quelle utilizzate fino ad ora sui canali Facebook. Userò l'opzione delle 7 carte, dunque ciascuno di voi, così almeno avrete tutti una risposta, altrimenti purtroppo scegliendo una carta ciascuno, quando si raggiunge poi il limite del tempo, mi diventa impossibile accontentare tutti. In questo caso darò un'opzione tra 7 lame, tra 7 sibille, che ovviamente saranno girate di dorso e starà a voi, in base alla carta che vi attrarrà di più, scegliere. Io poi procederò a dare il responso. Prima di cominciare però volevo intanto ringraziare tutti coloro che hanno già acquistato gli ultimi 2 ebook che abbiamo rilasciato, scritti a 4 mani dal Marietto Veneziano e da me. L'ebook, il primo che è uscito la scorsa settimana, si chiama Benessere Radionica ed è primo in classifica, perciò per noi è una grandissima soddisfazione. E ovviamente la classifica degli ebook. Dunque siamo molto, molto contenti e soprattutto speriamo appunto di contribuire al vostro benessere. Non so se avete avuto modo di vedere quali sono i contenuti, ma all'interno troverete 13 circuiti che lavorano proprio ad ampio spettro, insomma, sul riequilibrio della salute e del benessere, insomma, la riconquista di un benessere generale. Si lavora appunto su mal di testa, cervicale, dolori articolari, proteggere il cuore, la pressione, insomma tutta una serie di disturbi molto comuni che però sono molto fastidiosi e dunque vediamo se riusciamo a contribuire in questo modo. Saluto Livio, saluto Tiziana, saluto Grazia che si sono aggiunti nel frattempo, grazie. Il secondo ebook che invece è stato rilasciato, ciao Marisa, è stato rilasciato ieri e si chiama Radionica e Spirito. Questo è diverso rispetto all'altro, seppure la tecnica utilizzata per i circuiti sia la medesima. Sono tutti circuiti nuovissimi, circuiti inediti assolutamente, e il metodo con cui sono stati creati è l'utilizzo di numeri cosmici. Attualmente sono molto in voga le stringhe numeriche. Quello che però abbiamo provato a fare noi è dare un nostro contributo, un nostro omaggio alla tradizione esoterica iniziatica che comunque utilizza le stringhe numeriche da millenni. Non sono una novità, non sono una scoperta, ma un bene alla portata di tutti. Abbiamo anche spiegato sul canale YouTube con un video
come estrapolare i vostri. Se vi farà piacere esercitarvi, troverete cercando nel canale i numeri cosmici, si chiama proprio così il video. In questo caso nel secondo ebook sono stati messi al servizio dello spirito. Tutti quanti infatti ricerchiamo delle risposte, cerchiamo un contatto con la parte più spirituale dell'universo e del creato, ma soprattutto cerchiamo sempre di capire, no? E di interfacciarci con l'invisibile. E in questo caso abbiamo concentrato i nostri sforzi nel tentativo di dare una possibilità a tutti di sviluppare determinate cose. Ad esempio, alcuni circuiti, comunque troverete l'elenco andando a cercare sul Giardino dei Libri, vedrete appunto nella descrizione dell'ebook esattamente il contenuto. Appunto abbiamo lavorato per esempio sull'apertura del terzo occhio e la chiaroveggenza, la connessione col sé superiore, con le guide spirituali, i sogni lucidi, insomma gli argomenti che comunque siamo molto predisposti ad incontrare ed approfondire. Ovviamente vi invitiamo appunto a sostenerci anche grazie all'ebook. Bene, io ho fatto tutte le premesse, immagino che più o meno ci abbiano raggiunto più persone, allora continuo a salutare Vale, Tonia, che forse ti avevo già salutato prima, ma va bene. Tonia, ciao, Ivana, Manuela, Angela, Daniela, grazie e grazie a voi tutti per essere qui. Allora, cosa sono le stringhe numeriche? Manuela, allora molto brevemente così poi andremo avanti, ogni evento, ogni situazione della nostra vita ha una propria vibrazione, una vibrazione che chiaramente corrisponde a una corrispondenza di un certo tipo, cioè ogni vibrazione è analoga, trova il suo corrispondente a dei numeri, a una cifra o più cifre numeriche, cioè una stringa che contiene più cifre e che appunto quegli stessi numeri vibrano sulla stessa identica frequenza di una determinata situazione. Verificata appunto qual è questa situazione, si può poi anche intervenire condizionando il nostro astrale o comunque il nostro corpo eterico con determinate stringhe, cioè delle stringhe, questi numeri che influenzandoci ci portino alla corrispondente vibratoria di una data cosa, che appunto vibra in quel modo. La numerologia è ancora un'altra cosa. La numerologia tende a dare una spiegazione con una somma numerica, cioè tu hai un insieme di numeri come può essere una data, come può essere anche per esempio estrapolare i numeri che corrispondono a un nome, a un cognome e così via, e poi si riassume in un unico numero. In genere si tende a guardare così. Le stringhe numeriche hanno proprio, cioè sono così e vanno prese per quelle che sono, possono essere composte da 5, 6, 10, 2 numeri, 3 numeri, non c'è un limite tranne quello che appunto definisce una data vibrazione. Ok, adesso andiamo avanti, spero comunque Emanuela di averti risposto. Sarebbe il caso di fare un video a parte, ma c'è già qualcosa, appunto detto, ne ho parlato con i numeri cosmici, col video dei numeri cosmici. Allora, procediamo. Allora, le mie amiche sibille sono 52 anime chiacchierine, sono meravigliose amiche e compagne di vita e ora io procederò proprio davanti a voi a mescolarle, non le ho preparate in anticipo, dunque le mescolo, ne scelgo 7, le dispongo poi con dei cristalli di colori diversi così che vi sia facile, anche se non vi dirò il nome dei cristalli perché non li ricordo tutti,
tranne qualcuno, tipo la aulite, il quarzo rosa, la pirite, no, ematite. E già qua ci siamo persi, dunque lasciamo perdere, lascio a voi invece, se li conoscete, scrivermi come si chiamano, così imparo una cosa anch'io. Allora, procediamo. Procediamo, ok, qua. Procedo a mescolare, poi effettuerò un taglio. Eccoci qua. Benissimo. Vediamo già il taglio che può essere suggestivo. Allora, ve le giro così che le possiate vedere voi. Allora, il taglio ci prospetta la lama della falsità, universalmente riconosciuta in questo modo, con questa forma, e l'allegria. Allora, cosa può volerci dire questo taglio? Che una situazione insidiosa, non chiarissima, probabilmente che richiede molta accortezza da parte nostra, ma anche un certo grado di saper approfittare della situazione o di saper cogliere, comunque di guardarci sempre le spalle, e prevede appunto una nostra attenzione, di non essere sottovalutata e di studiare bene le possibili circostanze, le forze in gioco, e di non tralasciare assolutamente nulla, proprio perché potrebbe esserci in agguato qualcosa. Non è detto che qualcosa venga a nuocerci, ma comunque ci avvisano che la situazione può presentare delle insidie ed è bene guardarsi intorno. Ma nonostante una situazione possa essere insidiosa, saremo soddisfatti del risultato ottenuto. Riterremo appunto che un lavoro compiuto, oppure una scelta o qualsiasi cosa che risulterà alla fine in questa situazione, comunque saremo contenti dell'esito e potremo dunque festeggiare perché avremo chiuso comunque un capitolo non semplice. Bene, io procederei, ups, era così, procederei a questo punto, no, era così, all'estrazione. Ne tolgo 3 e ne metto una. Ne tolgo 3 e ne metto una. Eccoci qua. Allora, cerco adesso di farle stare, intanto le giro, questa era la prima, ve le metto a vostro favore, così che possiate vederle anche inquadrate, cerco di farle stare nell'inquadratura. Benissimo. Ora, quarzo rosa, questo, 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 questo e questo qui. Benissimo. Allora, potrete decidere che questa è la prima, la seconda, la terza, la quarta, la quinta, la sesta, la settima, oppure potrete comunque sceglierla in base al cristallo che vi attira di più. Vi lascio un pochino per pensare a quale può essere appunto la carta che vi attira di più, e poi comincerò la lettura a partire da questa. Nel frattempo che voi individuate qual è la lama che vi attira di più, leggo, chissà che qualcuno mi ha scritto qualcosa. Allora. Benissimo, allora, allora procediamo. Cominciamo con la prima.
Eccola qua. Allora, questa lama dei tarocchi no, scusatemi, delle sibille, uhm, fa vedere mostra un uomo pensieroso. Allora, questa dunque è la nostra condizione in questo momento. Stiamo sicuramente, riflettendo su alcuni aspetti, stiamo cercando delle soluzioni, stiamo studiando la situazione, in cui siamo o bloccati oppure in cui siamo immersi. Non è una lama, brutta, anzi è una lama che ci invita e ci esorta a valutare bene tutti gli aspetti di ciò che stiamo vivendo prima di lanciarci a prendere una decisione. È sicuramente, una lama che offre delle possibilità, è una lama che ha comunque un'indicazione positiva, perché vuol dire anche che siamo all'altezza di riflettere, di pensare, di decidere in autonomia. Pertanto può anche indicare che siamo di fronte anche ad una svolta della nostra vita che, il suo esito dipenderà molto da noi e dunque è bene assolutamente riflettere con calma, non lanciarsi, in modo impetuoso o irrazionale, ma, darci tutto il tempo per capire, se veramente questa cosa, o quello che andremo a fare è la cosa giusta per noi e in che modo affrontare e approntare il tutto. Dunque una carta possibilista. Abbiamo anche il seme di quadri che fa capire anche che è possibile che, potrebbe trattarsi anche di una decisione di natura materiale, economica, lavorativa. Bene, bene, è incoraggiante comunque come lama. La lascio così e gli metto. Procediamo alla seconda, così. Ecco, questa è una raffigurazione estremamente positiva. Siamo in procinto di raccogliere, dunque, scusate, ma il quarzo rosa, comunque la seconda lama, la seconda carta. Siamo Stiamo per raccogliere i frutti di tanto lavoro e tanto sacrificio. La raffigurazione di questa immagine, di questa carta, vede un uomo che è affaccendato nel tirare su, ma non ha pescato pesci, ma raccoglie del denaro. Dunque è molto suggestiva, fa capire appunto che c'è stato prima un lavoro nel tendere, le reti, nello stenderle, nel piazzarle e poi al tempo giusto ha saputo raccogliere. Questa raffigurazione dunque ci indica non solo grazie al seme, che è un seme di fiori e dunque è un seme, favorevole dal punto di vista anche materiale e economico, delle opportunità e delle buone occasioni, fa capire appunto che c'è stato un grande lavorio, non ci è piovuto nulla dal cielo, ci abbiamo dato dentro, ci abbiamo saputo fare, abbiamo anche sacrificato qualche aspetto della nostra vita proprio per poter un domani essere pronti a raccogliere. E adesso è giunto il tempo di raccogliere è prossimo, è dietro l'angolo, sarà una raccolta fruttuosa, lo si vede dal sacchetto che raccoglie denaro e anche dalla presenza di molto verde. È un periodo estremamente positivo, un periodo meritato. Ripeto, non è mai qualcosa che piove dal cielo, ma è sempre un qualcosa su cui abbiamo lavorato sodo. Dunque si apre un periodo favorevole in tutte le direzioni. Se abbiamo una questione sentimentale, questa questione sentimentale è la nostra pazienza, il nostro aver saputo dosare le forze, l'esserci saputi donare e anche vendere nel senso positivo, di esserci saputi presentare nel modo giusto, di aver pazientato, di aver saputo rispettare anche i tempi dell'altro, ci sta ripagando.
La stessa cosa vale anche per le occasioni lavorative, economiche. Siamo stati capaci di seminare al momento giusto, siamo stati capaci di aspettare, di muoverci nella giusta direzione, di correggere il tiro dove è stato necessario e oggi siamo pronti a raccogliere. I tempi sono maturi e dunque tiriamo su le reti. Veniamo alla terza lama. Ecco, allora, a differenza della prima, che comunque cita consolante sorpresa, riuscita di un'impresa, la terza lama parla di gran consolazione e poi soddisfazioni e onori. Ok, sono entrambe lame estremamente positive, molto simili, ma differiscono in questa misura. Vale a dire che mentre l'altro già raccoglie, questo ancora sogna. E dunque la lama ci esorta a dire, ci esorta a muoverci e a smettere di sognare, perché sognando non si concretizza nulla, cioè se sogniamo continuiamo semplicemente a sognare. Bisogna, dopo che abbiamo sognato, anche muoversi e andare incontro ai nostri sogni. È una carta dunque che ci incoraggia a capire che ormai tutto quello che in fin dei conti desideriamo ha già una forma dentro di noi, nella nostra mente, abbiamo già una visione chiara e che ormai non serve più continuare a sognare a occhi aperti o a ipotizzare come sarebbe se, è proprio il tempo di agire. Dunque, mentre lì siamo già ai frutti, qui siamo alla partenza, ma è una partenza ottima, con tutti i migliori auspici, proprio perché vediamo che la raffigurazione è più che positiva. Lui sogna, ma comunque sogna in un contesto sereno, un albero pieno di fronde, e comunque sogna appunto una corona di alloro, del denaro, dei gioielli, dunque sa che ha chiaro in mente che cosa lo aspetta e cosa desidera, ma soprattutto ha tutto il potenziale di ottenere esattamente i riconoscimenti che merita, il successo che merita, solo deve avere quella spinta, quel piccolo coraggio in più per ridestarsi dal sogno e cominciare a lavorare. Dunque questa carta ci dice: ok, sei pronto, vai. Chiunque l'abbia scelto, ok, sei pronto, vai. Allora, quest'altra carta, la quarta, eccoci qui. Stasera fino ad ora non voglio parlare in fretta, ma tutte lame positive, speriamo anche nelle altre tre. Questa è un'altra bellissima raffigurazione, devo dire che stasera è molto, sembra proprio che il tema economico o comunque il tema delle iniziative, del lavoro sia predominante, perché anche se a livello sentimentale questa figura rappresenta comunque una persona per la quale proviamo un'attrazione, o che noi stessi siamo oggetto di attrazione di interesse verso qualcuno in particolare, ma quello che ci porta il messaggio di questa carta è che con il nostro grande lavoro, il nostro impegno, il nostro essere comunque sempre disponibili, il nostro saper intervenire e aiutare le persone al momento giusto, la nostra grande industriosità, la nostra buona volontà, il nostro darci da fare, comunque ci ripaga. Il cestino è pieno, abbiamo dei fiori, dunque è un momento dove stiamo raccogliendo dei successi neanche troppo modesti, è un momento molto positivo dove ci viene riconosciuto il merito delle nostre capacità, della nostra buona volontà, siamo stimati e riconosciuti come importanti nel nostro ruolo, perché probabilmente
siamo in una posizione in cui nessuno o comunque in pochi saprebbero fare le cose che siamo in grado di fare noi. Dunque la nostra presenza è importante, sia che riguardi la nostra presenza all'interno della famiglia, dunque una famiglia che ruota intorno a noi, al nostro grande darci da fare, sia che la nostra presenza sia riconosciuta, importante nel posto di lavoro, ma anche il fatto che comunque siamo una persona molto apprezzata dalle amicizie e anche da qualcuno, che però non è in questo caso potrebbe ancora non rivelarsi in modo, come dire, definitivo, oppure cioè qualcuno potrebbe farsi avanti e coronare i nostri desideri, i nostri sogni, ma ancora non lo farà in modo completamente ufficiale. Questo andrebbe verificato con un'altra lama accanto, possibilmente se ci fosse l'Imeneo accanto avremmo sicuramente un esito straordinario in questo senso, in questa direzione. Comunque è un buon auspicio ed è segno anche qua di riconoscimenti e soprattutto del nostro valore. Continuiamo con la quinta lama. Ok, a dispetto dell'immagine un po' lugubre, è una carta che io non considero mai in modo completamente negativo. Sicuramente ci sta dicendo che una parte della nostra vita è chiusa completamente, non può tornare, ma questa parte della vita non può tornare, qualcosa che noi stiamo abbandonando, porta in sé il germoglio di un qualcosa di nuovo. Non possiamo infatti assolutamente costruire veramente nulla su qualcos'altro, cioè sarebbe un innesto, ma non sarebbe qualcosa di nuovo, mentre invece questa carta viene a dirci che sebbene non sia dovuto a una scelta volontaria, sebbene qualcosa sia stato più subito che intenzionalmente ricercato, questo momento di pausa, di riflessione, ci permetterà una grandissima trasformazione. Una trasformazione, attenzione, nostro malgrado. Cosa significa appunto? Che non sarà una cosa che avremo avviato noi e dunque non avrà i toni di un qualcosa che scelto consapevolmente abbiamo già per metà metabolizzato. È più che altro una trasformazione che ci viene incontro e che siamo costretti a fare, ma che assolutamente porterà nuova vita e sicuramente qualcosa che non ci piaceva prima e che non era più in linea con noi, resterà nel nostro passato. Questa è la grande promessa di trasformazione che è insita in questa carta. Chiaro poi che altre carte accanto chiarirebbero ulteriormente il messaggio di questa carta, ma io la vedo sempre come il germoglio per una rinascita. Dunque, chiunque fosse stato attratto da questa sappia che ha chiuso un capitolo della sua vita ed è pronto per un capitolo nuovo. Veniamo alla sesta. Io avevo appena finito di parlare, non parlo più, avevo detto ah che belle carte fino adesso, però insomma sappiamo che questo preannuncia un momento di dispiacere, probabilmente riceveremo una comunicazione che non ci aspettavamo o forse un pochettino ce l'aspettavamo, ma non si è mai veramente pronti a sentirci dire delle cose. Anche perché magari in cuor nostro avevamo una speranza diversa, oppure un conto è pensare una cosa e un conto trovarne conferma. Dunque preannuncia sicuramente un momento in cui dovremo fare i conti con la realtà e con una notizia o comunque
qualcosa che verremo a sapere che non ci farà piacere. Potrebbe essere anche un esito che magari speravamo favorevole, ma che purtroppo non sarà in realtà a nostro vantaggio, dunque ci porterà a un momento di sconforto, cioè ci sarà sicuramente una comunicazione che avremmo preferito non ricevere, ma vale sempre la pena sapere le cose. Non è necessariamente detto che la comunicazione, questo dipenderebbe comunque molto dalle lame accanto, non è comunque detto che la comunicazione sia vera. A volte potrebbe anche essere che qualcuno di proposito vi dia un'informazione incompleta o non del tutto reale. Ad ogni modo, dovremmo aspettarci che verremo a sapere qualcosa che insomma non ci farà fare i salti di gioia. Veniamo all'ultima. Meno male va, perché il trend delle ultime era un po' pesantino. Qua ci siamo ripresi. Allora, chiunque avesse scelto la settima carta, devo dire che è una bellissima, straordinaria coincidenza, chiamiamola così, di come una carta che riguarda anche la sfera affettiva, ma comunque dei rapporti, sia andata a finire proprio in posizione 7, che il 7 sta proprio a livello numerologico, sta proprio nelle relazioni con l'altro, nei sentimenti. Anche la settima casa in astrologia è la casa delle relazioni, soprattutto quelle sentimentali. Bellissimo, come avete visto non era programmato, è venuto a caso, è una cosa molto bella. Allora, è una bellissima carta, è una carta che ci garantisce un successo sia dal punto di vista lavorativo, dunque stringeremo un accordo, firmeremo un contratto, inizierà una nuovissima collaborazione molto proficua, è un momento di grande soddisfazione perché probabilmente era un qualcosa che attendavamo da un po' arriva e giunge proprio come la famosa ciliegina sulla torta. Dunque è un momento molto propizio sia dal punto di vista degli affari ma anche sentimentale. Chiunque avesse scelto questa lama che magari attende che magari la propria relazione sentimentale conosca lo step successivo che consolida un rapporto, ecco che dovremmo esserci. È una carta dunque che indica che i tempi sono maturi per un nuovo inizio, per qualcosa di importante, per impegni, perché questo indica un impegno. Come vedete c'è uno scambio qui di promesse che possono essere sia dal punto di vista sentimentale, come ho già detto prima, anche dal punto di vista lavorativo. Dunque è un grande traguardo che è anche un nuovo inizio, perché è un impegno a collaborazioni di una certa importanza, cioè ci parla appunto di soddisfazione nell'essere arrivati a quel punto, ma anche di avere da quel punto un nuovo punto di partenza. Dunque sono ben contenta di chiudere con questa ultima lama. Io vi ringrazio per aver partecipato, per essere stati con me. Ricordatevi che comunque è una lettura che potrà valere sempre. Certo, voi ormai conoscete cosa c'è nascosto dietro le carte, però chiunque dovesse leggerle, non sarà un caso appunto che arrivi a questo momento e a queste letture. Io vi ringrazio, vi invito a iscrivervi al canale perché è un altro dei modi per sostenerci e per farmi sentire appunto il vostro affetto, che io ricambio veramente tantissimo. Dunque vi rimando al prossimo martedì, spero che vi faccia piacere rivederci qui tutti insieme. Ci sarà una nuova diretta, sicuramente cambieremo ancora l'argomento. Mi piace appunto lavorare su più fronti e aiutarvi il più possibile
mi riempie veramente di gioia. Vi ringrazio, grazie di cuore per essere stati con me e vi auguro un buon proseguimento di serata o per chi come me andrà a dormire, buonanotte. Un grande abbraccio a tutti e grazie. A martedì prossimo e per gli altri ci vediamo nei nostri canali ufficiali. Mi raccomando, iscrivetevi anche ai nostri gruppi Facebook, i Casti Sacerdotali e Magia Radionica, Tarocchi e Radiestesia. No, magia, sibille, che tratto talmente tanti argomenti, allora magie, sibille, tarocchi e radiestesia. Vi abbraccio tutti e buon proseguimento. A presto. Ciao.